parte del libro racconta la storia della mia famiglia Bonifacio e dei suoi componenti, che sono stati nonno Nicolò, Coleto Bonifacio, Colandi de San Mortolo, papà Ernesto Bonifacio, Colandi, mamma Lucia, Cia Rossa, Pitacco, della Costa di Siccione, fratello Nicolò, Nicucci Bonifacio. La famiglia si completava con me, Domenico, Dino Bonifacio, che tutti insieme ci trasferimmo come esuli a Trieste il 2 agosto del 1955. Nell'altra parte del libro vi sono rappresentate complessivamente 48 località, sia le più importanti, ancora oggi ambite mete turistiche, sia le sedi da tempo disabitate, sia quelle cancellate da secoli se non da millenni, e sia la piccola frazione abitata da qualche decina di persone. Ognuna di esse però custodisce un prezioso bagaglio di tradizione, storia e cultura meritevoli di menzione. Vengono citate in rigoroso ordine alfabetico con l'assegnazione della loro zona di appartenenza, cioè l'Istria bianca, Istria verde o gialla o grigia e Istria rossa, in base alla colorazione del suolo. Abbazia, Istria bianca, è il paese del posto del diavolo. Zebel San Giacomo al Palo, bella le Villa Angiolina, bella Punta Madonna, fino al lungomar Regina. Fra tutti i tuoi pezzetti mi siego un bel rombetto, fra tutti gli animali mi sta bene un buon porchetto. Buonasera a tutti da parte del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, benvenuti ai nostri ospiti che adesso vado a presentare. Domenico Bonifacio, avete visto, esule istriano del 1955, triestino di adozione, ultimo incarico dirigente delle ferrovie statali. Tutti da te ti conosciamo. Alessandro Toscani è stato nostro ospite nel 2023, se ricordate, ha fatto una bellissima presentazione, è ritornato perché appunto è amico di Domenico Bonifacio. Allora, Domenico Bonifacio tra i vari interessi ha anche la poesia dialettale. Il libro che ha scritto e che qui presenta, Antichi ricordi della terra d'Istria, è un libro che ha scritto, diciamo, ed è stato pubblicato poi dall'Associazione degli Istriani. Ecco, quindi di cui abbiamo appunto qui alla mia destra Alessandro Toscani, che è proprio coordinatore per il Veneto dell'Unione degli Istriani. Ecco, quindi questo libro vuole essere un omaggio, avete visto anche nel breve video, alla terra d'Istria, alla sua storia, alle sue città, ecco, e sta continuando perché ho visto che sta preparando oltre 40 altre località. Bene, Bonifacio e Toscani dialogheranno in questa presentazione intorno soprattutto alla storia delle saline di Pirano, da dove viene la famiglia di Bonifacio, Domenico Bonifacio. Quindi io vi lascio il microfono, se necessario. Ecco, e buon ascolto a tutti, grazie. Buonasera a tutti.
Intanto ringrazio tutti i presenti, porto i saluti della nostra associazione, l'Unione degli Istriani, del nostro presidente Massimiliano Lakota. Dino è anche un socio storico dell'associazione, molto attivo in tutti questi anni e grande amico del nostro presidente. Sono contento di poter essere tornato qui, lascerò subito la parola a Dino perché è importante sentire la sua testimonianza. Dialogheremo anche perché non siamo coetanei ma siamo originari della stessa cittadina, perché lui ha vissuto a Pirano, io sono solo discendente di piranesi, mia mamma è nata a Pirano, tutti i miei nonni erano di Pirano, per cui sarà anche per me, lo è già stato in queste settimane, occasione di scoperta di queste radici comuni, perché ovviamente lui ha vissuto, io ho solo sentito una parte dei racconti di una parte di questo territorio, per cui è già stato un piacere per me riuscire a dialogare, quindi spero che sia una serata piacevole, lo sarà senz'altro, e soprattutto siamo a disposizione, ormai Dino è a disposizione per anche qualsiasi domanda. Cercheremo di fare questo viaggio indietro nella storia per cercare di trasmettere quelli che possono essere dei ricordi di una terra, di una cultura che non c'è più, che è stata spazzata via, anche perché mi fa oltremodo piacere perché di questo giorno del ricordo si parla sempre, ormai tutti, di foibe, per cui si dice che le statistiche dicono che il 75% degli italiani ormai sanno che cosa siano state le foibe, ma si parla ancora molto poco, purtroppo, di quella che è stato l'esodo, quindi l'esilio di questi 350.000, ancora non sappiamo bene quanti, no? La numerica, ma soprattutto il lato umano è andato perduto. Quindi noi abbiamo alcune testimonianze registrate, abbiamo qualche video delle testimonianze, però la testimonianza diretta delle persone ormai sono passati troppi anni e questo è un grandissimo rammarico. Quindi abbiamo una testimonianza diretta, abbiamo una persona che quel territorio, quello straordinario pezzo di Istria lo ha vissuto direttamente con la sua famiglia, e quindi gli lascio la parola e ho saltato tutta la presentazione che mi ero scritto perché voglio subito iniziare a parlare con Dino, lasciandogli la parola e ringraziandolo per questo libro che ha scritto, per tutta l'opera che ha fatto in tutti questi anni. Vedrete che è una persona dai 1000 interessi, ma sempre, come spesso capita con questi signori qua, 1000 interessi, tutti portati sempre all'eccellenza di tutti i livelli. Abbiamo già detto che è stato dirigente delle Ferrovie dello Stato, ma è anche presidente del collegio sindacale della società vedica Grignano e Barcola e Grignano, che non è altro che l'associazione che organizza la Barcolana, tra le altre cose. Quindi, ma non solo. E tante altre cose, presidente di un'associazione. Lascio la parola a Dino e noi siamo qua. Allora, grazie, buonasera a tutti. Sono un po' con la voce così, ma insomma cercheremo di superare questo problemino. Allora, innanzitutto vi saluto, vi ringrazio per la vostra bella partecipazione e penso che passeremo dei momenti particolari perché in sostanza ritengo di essere un testimone importante di quello che andremo a dire. Io ho vissuto i miei primi anni della vita, dalla nascita fino al 2 agosto del 1955, in terra d'Istria, a San Bortolo, una piccola località che era, alla fine si vedeva, che adesso non si chiama neanche più San Bortolo per questioni di legge dell'ex Jugoslavia, che hanno eliminato i santi dal nome delle piazze, dei paesi e delle vie. Adesso è stata accorpata con un altro paese vicino per parlare di storia, insomma, che quella non si cancella. E ho frequentato le prime 2 classi elementari a Sicciole, una frazione del borgo, cioè di Sicciole, che era quella che è la località più importante, che faceva capo alle saline cosiddette di Pirano, ma in effetti erano di Sicciole più che di Pirano. E ho fatto la prima e seconda elementare là. Dopo sono venuto a Trieste, ho fatto la trafila che hanno fatto più o meno tutti gli esuli o profughi che dir si voglia,
quindi ho fatto campo profughi dal 55 al 59, poi altri 2 anni a Villa Carsa, finalmente nel 61 abbiamo avuto la prima casa assegnata a Borgo San Servo, che era un borgo di nuova edificazione per dare case agli esuli e non solo. E io ho vissuto i primi 9 anni e ho tantissimi ricordi di un mondo che non esiste più, quindi posso testimoniare la mia storia, il mio vissuto, e l'ho messo in questo libro che ho ritenuto di dover fare per una questione mia proprio di personale. Do solo una scorsa, 2 punti che ho detto per ringraziare, che non vorrei dopo, come dire, escludere in buona fede qualcuno. Ho messo proprio 2 righe. Questo pomeriggio vuole essere per me l'occasione per omaggiare l'Istria, le sue tante località ricche di storia e nobiltà, stimolo per un momento di riflessione e di analisi riguardo la vita semplice, ma al tempo stesso anche ben organizzata, che si viveva nel passato nei tanti borghi e cittadine istriane. Un grazie particolare lo rivolgo alla Presidente del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche Silvia Della Coletta, al Coordinatore Veneto dell'Unione Istriani Alessandro Toscani, all'amico Dino Stefani, che dopo spiegheremo, che mi ha aiutato a rendere possibile questo incontro col suo prezioso supporto video sonoro che abbiamo visto, e dopo spiegherò qualcosa. Anche un grazie particolare lo rivolgo anche al Presidente dell'Unione degli Istriani, Massimiliano Lacota, con il quale mi lega una profonda amicizia da oltre 30 anni e che oggi non è potuto venire qua perché sta facendo un'analoga conferenza a Palazzo Tonello a Trieste, sede dell'Unione degli Istriani, sede storica. In questo caso la parola sarà data, la presentazione della 3ª edizione del libro Dalle foibe all'esodo di Roberto Megna, senatore della Repubblica, che celebrerà a Trieste la giornata del ricordo, quindi non è potuto venire per questo motivo. Lui adesso, stesso orario, è a Palazzo Tonello che presenta il senatore Megna, che oltretutto è la seconda firma che ha fatto per la legge sulla giornata del ricordo. Per la giornata del ricordo l'ha firmata il Presidente del Senato Ignazio La Russa è la prima firma, ma la seconda è di Roberto Megna, che ha permesso di fare questa legge di cui oggi possiamo parlare senza vergogna della giornata di ricordo. E ringrazio anche le diverse voci narranti che sono o miei amici personali o soci dell'Università della Terza Età di Trieste, con la quale io ho un rapporto di amicizia col presidente Lino Schepis. Nella seconda parte del libro racconto invece tutte le persone a me care, che non ci sono più, che sono state elencate. Mio nonno paterno, l'unico che ho conosciuto purtroppo, è l'unico nonno che ho conosciuto e l'ho perso quando avevo 9 anni ed ero in terra veneta, dopo racconterò. Mio padre, mia madre e mio fratello, con quali ho vissuto i migliori anni della mia infanzia, fino alla giornata dell'esodo. E questo era il saluto che volevo dare, alla gente che mi ha permesso di essere qua. Allora, il discorso è questo: è sempre doloroso ricordare quando i ricordi sono belli e dopo la realtà che è subentrata è stata dolorosa, diciamo. Quindi io sono, il libro, parliamo del libro, ho fatto una prima parte che riguarda 48 località che ho cercato di fare con i miei limiti chiaramente in Istro-Veneto, con 2 quartine in rima baciata, perché era un lavoro che a suo tempo negli anni 90 avevo preparato con Massimiliano Lacota, che lui mi aveva pregato, perché ho avuto sempre. Io torno a ripetere, sono un poeta dilettante, anche se nel corso della mia vita ho vinto anche qualche premio interessante. E sulle ville venete dell'Istria, cioè in modo particolare. E lui voleva che ogni
famiglia, in genere più che altro veneta, fosse raccontata con delle rime, e io avevo preparato, quindi era materiale che avevo già pronto, quindi si è trattato solo di affinare e di renderlo più, l'ho arricchito chiaramente anche con note esplicative che danno un valore aggiunto, perché ogni località, che come avete modo di vedere, tra parentesi alla fine io ho portato delle copie del libro, chi fosse interessato, dico, potrò dare sicuramente una copia del libro per tenere a casa, avere nella propria collezione. E quindi, perché tutte le località dell'Istria, bisogna ribadire e di questo essere orgogliosi, per quei sono rimasti che possono ancora testimoniare in forma diretta, come è il caso della mia persona, hanno cenni storici risalenti a 2000 passani fa, perché qualsiasi località dell'Istria che viene citata, io ne cito 48 ma potrei citarne anche altre, hanno nomi latini, e la latinità, la romanità è, come dire, indice dell'italianità di adesso, no? Quindi insomma è inutile che uno mi dica, sa, quello là Tartini è sloveno, ma no, Tartini era italiano, era veneto, faceva parte della Serenissima. E per dire, e quindi questo qua è la storia, non si cancella, la storia è tracciata, è scritta, e quella è, insomma, quindi tutte le località dell'Istria, e voi avrete occasione di vedere, hanno nomi latini. Faccio degli esempi proprio così. Pola, Pietas Iulia, Rovigno, Rugignum, Parenzo, Parentium, Isola, Alietum, Capodistria, che è un caso particolare, perché Capodistria nel corso della sua storia ha cambiato 4 volte nome. Si chiamava Egida in periodo traco-greco, quindi parliamo traco-greco, si chiamava Capris in periodo romano, si chiamava Giustinopoli in periodo bizantino, che la gente spesso confonde con Giustiniano, che è tutta un'altra cosa, perché Giustinopoli deriva da Giustino ed era un imperatore dell'impero bizantino d'Oriente. E alla fine Capodistria, ma che si scriveva capo, spazio, di apostrofo Istria maiuscola, che era considerata, come dire, il capoluogo dell'Istria. Questa per dire raccontare. E ogni paese, grande e piccolo, viene raccontato con la sua storia, visto che tu hai un centro di ricerca siamo di storici, è giusto dire. Io parlo da città che ci sono ancora, città che sono ormai disabitate con l'esodo di massa massivo, non sono neanche abitate da un abitante, e città che sono state cancellate dalla faccia della terra oltre 2000 anni fa. Un caso clamoroso, che io lo chiamo il paese del sacrificio, riguarda Nesazio. Nesazio, che in latino si dice Nesactum, io non ho fatto latino ma cerco di non sbagliare. E questo qua è stato un esempio, diciamo a suo tempo, io ero stato così sorpreso a cosa, di sacrificio, di epulone o epulo come lo chiamavano, di fronte all'avanzata dei Romani che hanno deviato il corso di un fiume. Loro l'hanno interpretato come un segnale ostile da parte degli dei, e piuttosto che arrendersi ai Romani, gli uomini... Se uno giusto per sistemarlo sulla cartina, mi sa c'è questo punto circa. Dino, giusto? Sì. Qua su... Sì. Un po' da parte bassa. Vicino Lisignano. Sì. Vicino a capo il promontore. Che cazzo promontore? Sì. Sul lato... Di Guarneroli. Sì. Adesso ci sono solo i resti, chiaramente, e loro cosa hanno fatto? La guarnigione, insomma, hanno ucciso mogli e figli, hanno gettato i corpi oltre le mura della cinta di protezione, che era una doppia cinta, e dopo si sono tutti suicidati piuttosto che arrendersi all'invasore romano, per dire, no? E questa è una storia di una città che non esiste più, quindi ho voluto mettere sia cittadine attuali che anche come di vecchia data, di antica storia.
Dopodiché, quindi su quelle 48 località, se avrete occasione, io torno a ripetere, questo qua è un lavoro che avevo fatto già nel tempo, dopo l'ho affinato, ho cercato di aggiungere sempre una località in più, a un certo punto ho dovuto chiudere perché anche Massimiliano mi ha detto no, i tempi sono quelli che sono, se vuoi farlo per la giornata di ricordo dobbiamo chiudere, e ho chiuso così. Non è detto che lo riprenda, ci sono anche altri progetti, come dire, futuri, insomma, che prevede di poter fare una seconda parte della mia vita, perché questa qua io la considero la prima parte della mia vita, da quando sono nato al giorno dell'esodo. E racconto in modo particolare le saline di Sicciole, perché le saline di Sicciole erano le saline più importanti che facevano parte del consorzio delle saline di Pirano, perché il consorzio delle saline di Pirano comprendeva le saline di Sicciole, le saline di Strugnano, che allora sotto la Repubblica Veneta erano le saline più a nord, più settentrionali, anche se in verità un periodo le saline più settentrionali erano quelle di Trieste, perché anche Trieste ha avuto le saline, le ha avute anche Servola, frazione di Trieste, le ha avute Muggia e le ha avute anche Capodistria, per dire. Però nel periodo più importante era, come dire, le saline più importanti che produceva Pirano, insomma, uno dice Pirano, però in effetti la locazione sono sotto il comune di Pirano, però fanno parte delle saline di Sicciole e il consorzio era quelli di Sicciole, quelli di Strugnano, di cui anche parleremo, e quelli di Fasano, che in effetti l'altro nome alternativo era Santa Lucia, del suo nome come il mio paese, che era San Bortolo, che non esiste più perché è stato cancellato da una legge jugoslava. Quando è venuta la Jugoslavia abbiamo perso, insomma, la guerra, l'Italia ha perso, però abbiamo pagato noi come Istria, perché io dico sempre, insomma, una battuta, dopodiché possiamo anche discutere e farci chiarezza. L'Italia ha perso la guerra e i debiti di guerra li ha pagati l'Istria e il Fiume e la Dalmazia. Questa è la sostanza, in buona sostanza, come vedo io, almeno personalmente, a mio parere chiaramente. E quindi noi abbiamo pagato per colpe forse che anche non avevamo. Però una legge dell'ex federazione jugoslava, a un certo punto, intorno agli anni 60, metà anni 60, ha detto che tassativamente non si può dare nomi di vie, piazze o paesi o città a nomi di santi. E anche questo è un modo per cancellare, come dire, la storia. Ecco. Quindi Santa Lucia, che erano le saline di Fasano, perché si chiamava Fasano dal torrente che, diciamo, dove venivano collocate alla fine di questo torrente, no? E quindi l'hanno chiamata Lucia, ha fatto un marina e là sono state cancellate le saline. San Bortolo, dove sono nato io invece, l'hanno chiamato Seccia in sloveno con la cluchetta sopra, accorpando in effetti con un'altra località che è vicinola, che si chiama veramente Seccia, si chiamava, però una cosa era San Bortolo, una cosa è Seccia. Per aver conferma di quanto io affermo, basta vedere, per dire, la Parenzana, che era la ferrovia a scartamento ridotto Trieste-Parenzo, fatta dall'Austria, le località venivano citate con i nomi italiani, e San Bortolo o San Bartolomeo all'italiano o alla veneta era una stazione della Parenzana, quindi sotto l'Austria esisteva San Bortolo, quindi non è che è stato inventato così, però questa, diciamo, è la storia. La seconda parte invece del libro, dopo io la direi magari qualche domanda, anche perché sennò dopo vado lungo, magari faccio un monologo che non va bene. La seconda parte del libro riguarda la mia famiglia. Io mi reputo sempre un fortunato e grato alla vita, questa è la mia filosofia della vita. Io ho avuto due famiglie, tutte e due particolari, nel senso che cito mio nonno, l'unico che ho conosciuto, e nonno resta nonno. Un aneddoto che mi piace arricchire la discussione con gli aneddoti: quando è venuto a mancare nel 1956
io mi trovavo in territorio veneto, ero in un preventorio a Crespano del Grappa, quindi io ho saputo a distanza di mesi che lui era venuto a mancare. E diciamo non ho avuto l'onta di vivere in campo profughi, in letto a Castello, come ho fatto io per 6 anni, ma era ospite del figlio maggiore che l'ha ospitato a Trieste. E io ero in questo, come si dice, di Crespano del Grappa, preventorio, lo chiamava preventorio. Si faceva una volta rispetto a oggi le visite anche torace e cosa, ed era in età giovanile, era facile che fosse ghiandoletta una cosa l'altra. Penso, questo mai preteso, penso che era piuttosto che lasciarmi in campo profughi, hanno ritenuto più opportuno mandarmi in preventorio per un annetto quasi. Anche qui un aneddoto particolare, io ho fatto la prima e seconda elementare in Istria Sicciole, sono andato a Trieste, sono andato al mondo d'Amicis, sono andato a scuola a settembre-ottobre, metà ottobre sono andato a Crespano del Grappa in preventorio con le suore e ovviamente non ho studiato niente. Il mio maestro che mi voleva bene, piuttosto che bocciarmi, ha sbagliato secondo me, perché sono rimasto sempre debole un po' in italiano, anche se dopo alla fine ho scritto un libro, insomma, con molta fatica e tanti aiuti, ma rimandato a settembre in terza elementare, parlo della mia storia, quindi vi racconto cosa va, in tutte le materie. Quindi sono tornato a maggio, ho fatto un mese di scuola, ma altri tempi, classe mia si faceva il giornalino col ciclo stile nel 55, per dire 56, parliamo di altri tempi, quasi sembra di parlare un'altra storia. E io ho fatto gli esami a settembre in tutte le materie. In certe materie ero bravetto, per cui ho superato, però ho vissuto anche in un periodo intermedio. Quando sono tornato là mi dicevano, ma io sono veneziano, se ti parli come veneziano, perché la cadenza sa 9 anni, si assorbe tutto, insomma, per dire, no? E ovviamente parliamo di quella. Il mio nonno, quindi questo va. Mio padre ha un'altra storia particolare, parliamo di Bonifacio, che c'è anche una foto, che se Dino te vuole mettiamo la famiglia, allargata, questa è una foto. Nonno, mettiamo il nonno. Sì, nonno, quella che sei i fiori. Questo qua è il mio nonno, sul fuori capitello che avevamo a San Bortolo, dove sono nato io. Questo capitello è stato edificato nel 1906 dal mio bisnonno Giorgio Bonifacio. C'è una sigla, se uno è ancora adesso sulla strada esistente, GB. Dopo c'è quella che se devi fare quella del gruppo, che sei tutti i fratelli, che sei anche mio papà, e là ci sono tutti, uno presente che è venuto a mancare. Io vi mostro qual è mio padre. Ovviamente il nonno che ho conosciuto, la nonna che non ho conosciuto, un fratello che io mi chiamo Dino e racconterò perché, che sarebbe questo che è venuto a mancare. Mio padre è il secondo dall'alto, partendo da sinistra. In questa foto manca un mio zio d'America, cosiddetto d'America, Mario, che è andato via giovanissimo sulla nave mercantile come mozzo e poi ha fatto l'altra fila, ha fatto Ecco, questo qua sarebbe anche una storia interessante, vado un po' così, saltellando di qua in là. Allora questo qua, quello là è lo zio d'America, zio Mario, la moglie e il figlio. Vi racconto, questo qua è una cosa interessante, lui è andato via giovanissimo ed è venuto in Italia la prima volta nel 46 quando sono nato io, in Istria, la seconda nel 54, l'anno prima che noi venissimo a Trieste. E questa qua è una foto fatta da San Bortolo verso le Saline. Questo qua a destra invece è un altro zio che sarà come dire, il soggetto del mio prossimo libro sulle Saline di Sicciole. Questo qua ha sposato una sorella di mio padre, Armando, ed era conosciuto
in zona veneta, a Valdagno. Lui ha fatto tutta la sua vita a Valdagno, era conosciuto, se voi vi informate qualcuno che abitava là, il maestro Castro, ma è tutta un'altra storia, quindi qua nel libro non viene citata. Sarà magari tema di un prossimo incontro. E quindi mio padre, nella foto, quello che si chiama Dino, è il più giovane della famiglia, che alla fine della guerra faceva servizio militare nella Regia Marina a Pola, in divisa di marinaio, tornava a casa a piedi, periodo Saribaltona, una cosa data, quindi un periodo abbastanza così. È stato ferito dai partigiani titini a un piede, non è stato mai curato ed è morto di cancrena delle parti di Lubiana, non sono stati mai ritornati noi i resti. E quindi diciamo anche in suo ricordo mi hanno sempre chiamato Dino, anche se anagraficamente io sono Domenico, quindi questa è la motivazione del mio nome. Se vuoi respirare un po'. Sì. Allora, ti interrompo un attimo. Però. Se qualcuno nel frattempo ha qualche domanda, curiosità, perché poi Dino dice tante cose e ne ha tantissime da dire, per cui se nel frattempo ci sono domande e curiosità, noi volentieri siamo qua, basta alzare la mano. Sì, io volevo tornare a farti una domanda subito per una curiosità che forse non tutti sanno, che nel tuo libro è specificata, perché hai diviso le località in Istria bianca, rossa e verde. Se ci racconti da dove deriva questa... Sì, allora sostanzialmente io ho preso spunto da l'Istria, un libro fatto da Alberi, che ovviamente divide per questioni di colorazione della terra l'Istria in 3 zone, cioè Istria bianca sarebbe l'Istria carsica, che è come dire, la prima, San Dorigo della Valle, Muggia, che Muggia comunque è la seconda località dell'Istria, adesso è italiana, ma insomma comunque faceva parte della Istria, della piantina che ho mostrato prima l'amico mio omonimo. L'Istria verde era quella che aveva lussureggiante, diciamo, dove sono nato io, e l'Istria rossa che era determinata dal colore della terra rossa, la famosa terra del fosco dal peduncolo rosso, no? Quella là è considerata. Quindi io ho voluto mettere l'elencazione delle varie varietà in rigoroso ordine alfabetico e mettendo a che Istria appartiene rispetto a suddivisioni che sono state decise dagli altri, cioè non è che l'ho deciso io. Io ho guardato, quindi su ogni località, ho visto da che parte di che Istria che fa e quindi sono andato avanti con questo criterio dall'inizio fino alla fine, insomma. Ecco, poi hai parlato dello zio d'America, sì, no? È un'altra storia. Vorrei che ci raccontassi un po' i legami che c'erano tra l'Istria, in particolare la nostra zona, no? di Pirano, e il resto del mondo, perché stiamo parlando di una terra da dove si partiva, si emigrava a cercare avventura. A cercare avventura ancora. E è una terra di idrovolanti, una terra di navigatori, assolutamente. Cioè c'è una storia che parte dall'Istria, da Pirano e dalle isole fiume Dalmazia, sì, il fiume Dalmazia, che collegava tutto il mondo ancora nel Novecento. Sì, allora noi, come dite, io sono dell'avviso che dove siamo andati ci siamo fatti onore, e anche se non sempre la vita era facile, perché mio zio che è andato via, lui si è preso il grande freddo del 29 in America, quindi la depressione, lui è andato in America nel periodo della grande depressione, 29, e grande freddo viene considerato quell'anno, quel periodo del grande freddo. Lui ha lavorato tutta la vita, che sembra una banalità, è venuto con macchinoni in Istria, però ha lavorato pitturando le case, facendo il pittore, per dire. Io sono andato con la mia famiglia, con i miei genitori, mia figlia, nel 76 in America. Lui è venuto in Italia l'anno che sono andato io la prima volta, la seconda volta 46, la seconda nel 54. Vita dura, perché lui prima non aveva neanche i soldi per fare un viaggio americano, sì, però insomma ci ha messo qualche anno per poter venire a trovare i genitori in Istria, e quindi come facevano più o meno quasi tutti. Le combinazioni della vita sono queste.
che lo zio e il cugino, che è venuto ovviamente a mancare, non più tardi di una settimana fa ci siamo trovati io, mia moglie no perché ha avuto un intervento chirurgico e non è neanche potuta venire oggi qua, e mia figlia è in Piazza Unità, Caffè degli Specchi, per chi conosce Trieste, a fare un aperitivo perché il nipote, quindi il figlio di mio cugino, Marco Bonifacio, è venuto a Trieste con la moglie e una figlia a fare una visita veloce di cortesia, e quindi per dire i legami dalla foto il nipote per raccontarne una. E quindi insomma, perché la vita è anche questa, insomma, quindi c'è questo legame, come dire, lontano. Io parlando tante volte con lui mi ha detto che non era una vita facile, ma una vita facile non era neanche da altre parti, perché anche l'Australia è stata una vita difficile, però diciamo, io penso che la nostra gente si sia sempre comportata con onore e possa andare fiera di dove è andata e di quello che ha fatto, a prescindere. E quindi questo è quanto. Poi ci racconti, visto che sei stato anche dirigente delle ferrovie, ci racconti un po' la storia del tram di Pirano. Ah sì. Allora Pirano è una... Io tante volte dico Pirano, insomma, io sono, come dire, triestino d'adozione, posso raccontarvi di Trieste finché vi volete, sono tantissime cose, però sono nato a Pirano, è giusto parlare di Pirano, siamo qua per parlare di Pirano. Pirano è una cittadina di poco più di 5.600 abitanti, contado compreso. Pirano nella sua storia può vantarsi, per modo di dire, dipendeva dall'Austria però, perché era sotto il periodo dell'Austria, no? Ha avuto una ferrovia a scartamento ridotto, la Trieste-Parenzo, che non passava per Pirano, e i piranesi, che erano comunque gente che insomma sapeva anche alzare la cresta, ha protestato con il governo centrale di Vienna dell'Austria. Ha detto non è possibile che Pirano sia l'unica fino a Parenzo località costiera che non ha. Loro hanno fatto per questione di altimetria, gallerie, cose, era un senso logico, perché la fermata precedente della Parentana, così arriva il tram, era a Slugnano, dove c'è la Madonna della Visione, che era una delle Madonne più venerate dall'Istria, facevano anche la processione via mare con le barche, come fanno a Barbana a Grado. E la successiva era Santa Lucia, che spiegheremo dopo. Quindi Pirano è tagliata fuori e ha protestato. L'Austria, il primo provvedimento che ha preso, ha noleggiato una villa Porto Rose Alta, dove ha fatto una specie di fermata, ma che non era nella direttrice della linea ferroviaria. E dopodiché, con insistenza di piranesi, hanno fatto la linea di filovia. Cioè Pirano aveva una filovia a inizio Novecento che collegava Pirano con Santa Lucia, passando per Portorose, 25 fermate, negli anni 20-30 aveva addirittura 48 coppie di corsa andata e ritorno, con 25 fermate. Ed era Sotram Ross. Prima la filovia ha fatto 2 anni, fatta con ovviamente motori Porsche, Land, roba tedesca d'avanguardia per quei tempi, perché parliamo 1909-1910, quando città che fanno 15 milioni di abitanti, i tram, le filovie se le sognavano. Pirano, nonostante fosse piccola, aveva la filovia inizialmente. Pirano, Santa Lucia con, Portorose, chiedo bene, con vetture che avevano i motori sulle ruote anteriori e prima e seconda classe, quindi vetture con prima e seconda, parliamo filo. E dopo hanno fatto Sotram, che era il colore rosso, che si chiama il tram rosso. Il tram rosso era, come dire, serviva per andare a Pirano, insomma era, come dire, utilizzato e ha fatto, diciamo, come dire, è diventato anche famoso per questo tram che è durato fino al 53. Io comunque ci sono salito su quel tram. Tram che serviva a collegare la cittadina alla ferrovia, ma serviva anche a portare i lavoratori da Pirano paese verso le località tipo Portorose, dove c'erano gli stabilimenti termali, ma c'erano anche
degli stabilimenti industriali come la Sì, la Salvetti, ecco, la Salvetti era una fabbrica, cioè l'Istria, ma non solo Pirano, anche le altre, per esempio, parliamo anche di Isola, vicina a Isola, noi eravamo confinanti con Isola da una parte, Isola per dire nel Novecento aveva due fabbriche, non una. Aveva la Rigoni, che la gente magari ricorderà o ha letto da qualche parte, e l'Ampelea, che erano due fabbriche conservatoriere del pesce, perché gli isolani più che altro erano pescatori, quindi aveva due fabbriche importanti. E anche c'è una cosa, un aneddoto che è interessante, lì addirittura le donne, prevalentemente lavoravano le donne, i lavori manuali, no? Avevano la facoltà di portare i figli sul lavoro per l'allattamento, per cui ci sono delle documentazioni fotografiche che si vede, non so, 10-15 donne, tutte in camice bianco, con la cuffia, insomma a regola anche a norme igieniche, e con delle babysitter che tenevano i bambini piccoli nel periodo che lavoravano e dopo avevano delle soste stabilite per poter allattare i figli. Questo parliamo 1920-1930, parliamo di 100 anni fa. Pirano aveva una fabbrica che era la Salvetti, era saponi o cosa, ma nella linea ferroviaria Pirano-Santa Lucia, una località molto importante, due località perlomeno vi cito. Uno era la Sissa, è un acronimo che vuol dire Società Italiana Servizi Aerei. E i Lusignani Kosulic, che ha fatto i cantieri di Monfalcone, che ancora adesso sono fin cantieri, ma quelli che hanno fondato i cantieri uniti, che un periodo si chiamava Kerda, Cantieri Uniti dell'Alto Adriatico, è stato fondato da 3 fratelli di Lussin Piccolo, e loro hanno fatto una scuola di piloti di idrovolanti a Porto Rose, quindi a Porto Rose c'era una scuola di idrovolanti, la seconda in Italia era sul Tirreno ad Orbetello, e Trieste ha il pregio, era una fermata intermedia, poi la fermata si chiamava Sisa, cioè l'acronimo di quella. E questa qua erano i piloti del primo volo dell'aviazione civile italiana fatto con idrovolanti da Trieste a Torino. Partiva da Ritoscalo di Trieste, dove adesso è ubicata la Capitaneria di Porto, più o meno a sinistra, con le spalle al mare, del canale del Ponte Rosso, quello che porta, e lì c'era l'idroscalo. Partivano da là e andavano a Torino sul Po, atterravano sul Po. Il volo inaugurale, gli aneddoti della vita, cose strane che a me piace anche trovare, era stato il 1° aprile del 1926, volo inaugurale. E erano 1 o 2 piloti e 5 passeggeri, costava anche abbastanza caro, per allora era circa 350 lire a biglietto, che non era poco per quel periodo, però era sempre quasi, addirittura a volte facevano anche 2 aerei, per dire che c'era molta richiesta, perché come sempre c'è gente che ha anche soldi, in tutti i periodi di ricchezza e di povertà. E quindi là ha fatto sto volo aereo. Quel giorno c'era una bora incredibile a Trieste, hanno trasferito via terra i passeggeri a Porto Rose, e quindi il volo Trieste-Torino è partito da Porto Rose, dove c'erano i piloti della scuola, per dire una. L'altro discorso, le fermate interessanti che ha detto qua, chiaramente le cure termali di Porto Rose, aveva il Casinò, il Palace Hotel, che era l'albergo, il periodo asburgico, più elegante di tutto l'Adriatico, compreso anche quello di Abbazia. Cioè non c'era un albergo di una lussuosità pari a quello di Palace Hotel di Porto Rose. E lì ovviamente c'erano cure termali diciamo, e anche fanghi o cosa, no? E l'altro discorso importante, molto molto importante, è il discorso dei magazzini del sale. Magazzini del sale che sono tuttora esistenti come struttura, ma non per la produzione dei depositi del sale, che sono 2
allineati più o meno fra Porto Rose e San Bernardino prima di Pirano. Adesso uno è adibito a mostra permanente, l'altro sala convegni della Slovenia, che è più grande, ha una capienza di oltre 250-300 posti, per dire, no? E lì veniva depositato tutto il sale che produceva le saline di Sicciole, Sugnano e Fasano. Parliamo di cifre imponenti, parliamo di 500.000 quintali di sale marino negli anni di massima produzione. Quindi erano fermate, come dire, importanti anche per la gente che andava a lavorare o rientrava da lavoro. Ecco. Mi risulta anche che con gli idrovolanti portassero i turisti da Venezia a Porto Rose. Quindi praticamente più di 100 anni fa si arrivava in treno, in barca, in aereo. Sì, ma tanti facevano il trasferimento. Allora devo dire anche questo qua, cioè, sono cose che oggi raccontando sembrano incredibili rispetto, cioè, perché parliamo sempre un paese, insomma, una cittadina di neanche 6.000 persone, diciamo, no? Comunque c'era anche tanti, la gente ricca c'era sempre, i migliori alberghi erano a Porto Rose, quindi tanti che erano in attesa di come dire, trasferimento transatlantico via nave per andare negli Stati Uniti o cosa, aspettando la data di partenza andavano a soggiornare a Porto Rose nei migliori alberghi che c'erano. Allora ci sono delle foto di Porto Rose, di alberghi inizio Novecento, quindi parliamo di oltre 100 anni fa, che erano, non dico grattacieli, ma ballati di 6-8 piani, per dire, alberghi parliamo, e facevano anche voli in idrovolante da Trieste a Porto Rose, perché Trieste aveva l'idroscalo, Porto Rose aveva la scuola di piloti, per cui chi poteva era un mezzo di trasporto sicuramente usufruibile, ecco, diciamo. Non ne abbiamo mai parlato, non so se hai qualche aneddoto sul teatro di Pirano, per completare il quadro di come si viveva tra 8 e 900. Ecco, 8 e 900, anche questo diciamo posso rispondere tranquillamente, perché nel periodo prima del pre-esodo, il teatro Tartini di Pirano era gestito, il proprietario era un mio zio, il fratello maggiore di mio padre, quindi era di Bonifacio, e avevano anche un teatro estivo. Il teatro era gente che lavorava, ma al cavo sapeva anche divertirsi. Cioè, per dire, in questo teatro Tartini, che adesso se uno va, il teatro Tartini, se non so, conoscete Pirano, non conoscete, insomma, comunque la piazza Tartini, dove c'è il monumento di Tartini, dove c'è un muletto dove una volta attraccavano i vari vaporetti che facevano servizio di linea con Trieste, e in sostanza lì c'è questo teatro Tartini che ovviamente faceva spettacoli, ma più che altro film, no? Diciamo. E in questo teatro, nel periodo carnevalesco, facevano le feste di carnevale. Pirano nel suo piccolo faceva 3 feste di carnevale, Venezia sicuramente all'avanguardia. Io sono anche uno che al di fuori del Librio ho fatto il carnevale degli ultimi 20 anni con Rione di Trieste, quindi adesso partecipo, diciamo, a Euro Carnevale, ho girato mezza Europa con la banda Lecce a Trieste, per dire, insomma, ho vari aspetti così, interessi, diciamo. Faceva il carnevale delle 3 categorie di lavoratori che c'era a Pirano, che giustificava il motto Piran pien de pan, in rima baciata, o Piran magnamanti nel senso che mangia la carne. Una volta non è che si mangiasse la carne facilmente, no? Ma perché aveva 3 categorie importanti di lavoratori. Uno era i marittimi però più che altro la bassa forza, oppure quelli che facevano le navi passeggeri, servizi, camerieri o cosa, oppure motti, nostromi, perché noi avevamo la scuola nautica, l'aveva Trieste, l'aveva Lussino, l'aveva altre località, ma non noi. Quindi i marittimi è una categoria molto importante, che lavorava con disagio, mandava i soldi a casa, le rimesse e via. C'erano i salineri, di Sicciole o cosa, che è una categoria imperiale,
e i pescatori. Loro facevano in giornate diverse la festa di Carnevale, perché quando è il momento di divertirsi bisogna sapere anche divertirsi. Questo era la vita, lavoravano, davano tutto, però quando era il momento sapevano anche divertirsi. E di solito le feste venivano fatte nel Teatro Tartini di Pirano. Prego. Mi scusi, solo una curiosità, riallacciandomi allo zio americano, Sì. finisco così. In famiglia del marito mi è venuto in mente il suo cognome Bonifacio. Lei sa se la zia era originaria di queste zone o del Cadore? No, allora le spiego, Bonifacio è un termine molto comune a Pirano, sarà il quarto o quinto cognome che esiste a Pirano. Quello che potrebbe aiutare è il soprannome. Io prendo il soprannome Colandi, no? Ma a Pirano esisteva da un censimento del 45 48 famiglie Bonifacio, 48, che non sono poche, no? E normalmente c'era una ventina di soprannomi, uno diverso dall'altro, per individuare di quali Bonifacio uno fosse. In linea di massima il soprannome distingue o il tipo di lavoro o la caratteristica della persona. Faccio per esempio un parente Rutier che chiamato Portacroce. Portacroce era quello che nella processione del San Giorgio portava quelle croci alte e quindi è rimasto, dopo si ereditava anche ai figli e agli altri parenti, no? Quindi non mi risulta che sia, anche tanti mi hanno chiesto, lui compreso, quale vicino l'amico Alessandro, se ho parentela con San Francesco Bonifacio, quello che ha fatto santo, che è stato, come dire, tra virgolette, ha fatto una fine in Isra come il periodo titino. No, è una questione di omonimia, cioè, quindi non ho parenti, Bonifacio, ho parenti in giro per il mondo, perché ho una cugina in Canada, ho una cugina in Belgio, in Italia, avevo a Padova, insomma, però ecco, cioè non mi risulta da quello che mi dice lei che fosse un nostro parente, almeno per quanto... No, io le chiedevo se lei si ricorda il cognome della zia da sposata, ecco, no, era solo una, perché ho sentito parlare di sto Bonifacio. No, Bonifacio era questa qua che ho citato prima, che era una sorella di mio padre che si è sposata in Castro, quindi da signorina Bonifacio e da sposata in Castro. Grazie. Prego. Qualche altra domanda interessante? Ci racconti cosa c'è scritto sulla base del campanile? Ah sì, beh, insomma, una volta si viveva da aneddoti, era gente semplice ma sapeva anche, come dire, anche giocare e fare dell'umorismo sottile, insomma, che oggi insomma, non siamo in grado di fare, no? Allora, io ho spiegato Pien de Pano perché era veramente, come dire, una località, cioè dei posti dove c'era anche, insomma, il lavoro, non dico era assicurato, per amor di Dio, per dire, vi racconto un aneddoto, era a tempi duri, mi ha raccontato mia madre. In Saline una volta, come dire, uno faceva il bilancio dell'anno a seconda del lavoro sulla terra, perché le saline erano una parte del lavoro, no? Pirano, e quindi era una parte chi lavorava in saline lavorava nel periodo estivo, da maggio a più o meno a fine agosto, e dopo lavorava chi era in campagna, nelle località limitrofe alle saline, lavorava la campagna, quindi si dipendeva dal raccolto del sale che uno prendeva in base a quello che aveva prodotto in linea di massima e dal raccolto che dava la natura. A volte la natura è grata, a volte anche ingrata, per cui tante volte c'era un'espressione che probabilmente non avrete sentito ma che mi ha raccontato mia madre, che risponde a verità. Nelle saline ci si trasferiva armi e bagagli, quelli di Pirano, andavano con la barca, Masserizi e tutta la famiglia a metà maggio e rientrava verso la fine di agosto. Dopo c'erano, e io li chiamo i transumanti, nel mio linguaggio nel libro ho messo questa frase, no? Come la transumanza degli animali in montagna, no?
E dopo c'erano i frontalieri erano quelli che avevano le località fronte alle saline e quindi quelli là potevano andare ogni giorno in saline e tornare a casa tempo permettendo, quindi potevano andare a dormire anche nel letto a casa, salvo che fosse previsione di maltempo, e in saline non avevi niente, non avevi botteghe o cosa, facevi quello che era polenta, forse la domenica brodo e avanti così. E allora cosa si faceva? Si ordinava la carne, io questo particolare me lo ricordo ancora, negli anni che c'era un personaggio, un certo, lo chiamavano Gigi Finanza, perché probabilmente era uno che era fatto il finanziere, nelle caserme, c'erano 2 caserme che controllavano le saline di accesso, no? Perché sempre era l'azienda di monopolio, no? E quindi veniva con la bicicletta da Pirano al venerdì, prendeva gli ordini che la gente ordinava della carne da portare da Pirano e il giorno dopo riportava quello che era stato ordinato sulla carta gialla come si usava una volta. Un delibero praticamente. Sì. E come si diceva una volta, dicevano allora, cosa è? Carne per brodo o carne per sugo? Non era come oggi 40 tipi di carne, o per brodo o per sugo. Quanto che portano? Mezzo chilo poteva essere tanto, un quarto era porto e c'era la misura 1,5 quarti, che corrispondeva a 325 grammi, per far capire che c'era anche questo tipo di economia. Tornando a quello che mi dice lui sul come dire, campanile di Pirano, no? Dicono tutti chiaramente che il campanile di Pirano è abbastanza similare, fatto sullo stesso stile di quello di Venezia, no? Allora, come dire, ovviamente erano anche così, non dico giocarelloni, ma insomma giocavano anche un attimino sulle battute a cosa. Allora, c'è una leggenda che dice, così un aneddoto che dice che hanno messo a un certo punto, stufi di sentirsi dire che a Venezia che aveva rubato il campanile a San Marco, ha messo una targa sotto: questo campanile è stato costruito qui, nel senso, no? E l'altra invece che ha anche un'espressione che lui sa, insomma, che è interessante, che c'è una scritta nella casa veneziana di Piazza Tartini, Cadò, insomma che abbreviato alla Veneta, lascia pur dire, che è il motto di Pirano, il vero motto di Pirano, che è ancora adesso scritto fuori una casa veneta. Anche là le dicerie dicono la leggenda che lì fosse... dicerie mi sembra su questa... Sì, le varie più o meno piccanti. Sì, piccanti. Dicono che fosse, come dire, oggi uno che parla bene, una donna di facili costumi, oppure in linguaggio ancora più così moderno, una donna sportiva, come gli dico tante volte anche, ma con lo stesso significato, ecco. E quindi questa qua sostanzialmente qualcuno, insomma, gli veniva riportato, so che parla mai di questo, ma lascia pur dire, cioè nel senso lascia pur che parlino, no? E questo era il significato, però la scritta è tuttora esistente in questa casa veneta di Piazza Tartini a Pirano. Scusi, volevo chiederle, io tanti anni fa, andando verso Russin Piccolo, che avevo uno zio acquisito lì, passando per Pirano, ho notato, non so se adesso non vorrei sbagliare, il libro, cioè il Leone di San Marco, aveva il libro chiuso. No, ma può essere, cioè voglio dire, allora in linea di massima ha fatto Pirano, ha fatto, adesso non ho l'anno cosa, ma comunque ha fatto la dedizione a Venezia, e in linea di massima tutti, dopo non so il perché, per come, perché potrebbe essere, faccio un esempio, ma non è detto che questa sia la risposta giusta. Anche un leone spostato, no? Per altre località dell'Istria, uno a partire da Grisignana, che viene considerata l'Istria la città dell'arte, della musica, cosa, ci sono ancora oggi attualmente esistenti 13 leoni di San Marco, non 13,
e sono tutti aperti, cioè nel senso, perché una cosa era conquistata e pagava i tributi, una cosa era alleata e aveva delle agevolazioni di molto poco conto. Pirano era alleata a Venezia, mentre Muggia a Trieste era contro. Cioè uno va a Muggia e trova il libro, qua abbiamo dei muggesani che possono confermare, vero di no? Ecco, quindi la muggesana, la nostra fotografa. Quindi voglio dire, dopo c'è, non so dove, perché, per come, cioè dove è collocato, in che contesto, però io ho tutti i libri che ho a casa, ne ho tantissimi, anche di Pirano, normalmente insomma Pax, Marzo Evangelisti. Vediamo Pirano un attimo qua, sì. L'ho trovato per caso, quello del campanile. Il sottocampanile del Piazza Tartini che dicevi prima. Sì. E questo qua è il Teatro Tartini, così ve l'ho mosso, capite dov'è? Questo qua giallo, Quello giallo. Di qua è l'ingresso del Teatro Tartini. Il Cine invece all'aperto estivo era qua a destra verso San Bernardino. E lì, come dire, vi racconto un altro aneddoto interessante che racconto anche nel libro. Mio nonno viveva a San Bortolo, ospite di mio padre, perché era prassi che un figlio tenesse il genitore in casa una volta, adesso un po' meno. E lui di domenica col carretto, noi avevamo il carretto, con la mussa, con l'asino, perché più che il cavallo erano molto più, non dico usati, più frequenti gli asini. Noi avevamo un'asina e lui la domenica si vestiva da festa e andava a Pirano a trovare i figli col carretto. E nella zona che chiamano Sanità o Dogana, che è prima di entrare nel porticciolo di Pirano, era uno spiazzo dove c'è adesso il parcheggio delle automobili, che lo chiamavano il giardino dei Mussi. Cioè Mussi sarebbe il termine. Una porta con il leone. Vediamo se è aperto o no, guarda. Qua sulla una delle due rioni, questo qui porta in Marsana. Sì, allora i due rioni di Pirano sono la punta, che sarebbe anche. Qui mi sembra aperto il libro. Sì, ma il libro chiuso lo mettevano solo in caso di guerra. Sì, chiaro. Quindi di solito era sul bandiera, però se una era una fortezza in grado di essere attaccata poteva mettere anche il leone chiuso in marmo. Sì. Quindi è una possibilità. Una delle due porte di Pirano. Sì. Porta Marsana, aveva due rioni Pirano, non era come Capodissa che erano una decina, o anche Pola, insomma Pola era su 7 colli come Roma. Qui lo vediamo meglio, il bel leone. È chiuso, è aperto. È aperto, vedi? Non siamo sponsorizzati dalla Illy, ma purtroppo adesso prendere foto senza nulla di attuale è un po' difficile. È difficile, sì. Mi scusi, posso fare solo Sì, l'ultima prego. domanda per cortesia? Sì, con la premessa che la prossima settimana, ormai una decina d'anni, che accompagniamo gli studenti di terza media, quindi 14 anni, in quello che è un percorso Trieste, Magazzino 18, Risera di San Sabba e Varsovizza. Io ho visto che nel corso del tempo, quello che colpisce i ragazzi, la visita a Magazzino 18, dicendo, parlando anche con quelli che sono i figli, i nipoti degli esuli istriani, c'è sempre un sentimento contrastante tra quello che hanno lasciato, i loro nonni, eccetera, e quello che hanno trovato in Italia. Lei si riconosce in tutti questi sentimenti contrastanti di queste due realtà che avete dovuto affrontare?
Perché magari sono domande che ci fanno anche i nostri ragazzi. Ma allora vi sentite appartenenti, avete lasciato ricordi da una parte e vi siete dovuti adattare a un'altra realtà. Riconosco che, come ha detto lei, la storia è stata scritta, la storia è Sì, ma allora il discorso, le dico una cosa mia, personale mia. Io ogni volta che vado là piango come un bambino a Magazzino 18 perché mi ricorda, come dire, la situazione, il mio vissuto negli anni duri, piano 55 e 59 in modo particolare. Io nelle giornate che ricordo quest'anno non sono voluto andare alla foiba di Basovizza, che è stata anche oltraggiata con scritte slovene, ma lasciamo perdere. Sono voluto andare al campo profughi di Padriciano, dove nel 56 sono anche morte delle persone, bambini e anziani per il freddo, parliamo di 10 gradi sotto zero, baracche e case dismesse dal governo militare alleato. E sono andato a vedere il treno del ricordo, che anche lì ha aspetti molto bello, vi consiglio di andare se uno non l'ha visto. Però io dico questo, sono come dire, sentimenti contrastanti perché è un mondo che è finito, no? E chiaramente noi siamo anche partigiani di parte, io ho il mio vissuto e posso raccontare il mio, ho dei bei ricordi, sicuramente dei bellissimi ricordi che contrastano con la realtà dei tempi, anche perché la gente fino all'altro ieri della faccenda dell'esodo, delle foibe, e non gli interessava, come dicono i francesi, una banana, cioè questo è il discorso vero. E quindi, come dire, quindi c'è questo contrasto, io dico dopo bisogna fare tutti mea culpa. Io ho qualche curiosità da parte di mio nipote, io ho 5 nipoti, il più grande, che abbiamo comunque cresciuto io e mia moglie, che adesso fa 17 anni, e qualche volta lui mi chiede, ecco, cioè io a suo tempo ho cercato degli approcci, ma come i miei genitori non hanno fatto con me, anch'io mi sono portato avanti questo errore, secondo me errore madonnale, perché non abbiamo raccontato quasi che ci fosse una vergogna a raccontare, ed è sbagliatissimo perché purtroppo c'era un oblio da parte di tutti, no? Io tante volte sono stato, come dire, esule, profugo, non dico dileggiato, perché io mi sono anche sempre saputo difendere anche con la parola oltre che col fisico, però un esempio calzante secondo me è del bello, quello che è il presidente dell'IRSI, che ha parlato anche in Rai 2 in diretta, la trasmissione dopo la fine del telegiornale, che ha detto questo. Almeno Magazzino 18, l'ultima volta che sono stato una visita guidata, che ho portato degli amici a vedere, e ha detto, io quando avevo 14, 15, 16 anni, che avevo l'amorosa, Trieste l'amorosa, insomma, la mula, come diciamo triestini, no? Che mi chiedeva di venire a casa, io dicevo di no, che non è possibile, perché io una casa non l'avevo e non avevo neanche i servizi igienici, neanche il gabinetto dove andare a fare le esigenze fisiologiche, perché io a Campomarzio, perché dove ho vissuto 5 anni, i servizi erano misti, 2-3 per 300 persone, le docce funzionavano una volta alla settimana, la mensa l'avevi nel campo, ma a volte dovevi fare 2 chilometri per andare a mangiare da un'altra parte. Questa è la realtà. Allora, in questo contesto è difficile raccontare quello che era prima. Casa mia era una villa, io avevo la luce, l'acqua corrente, avevo 3 edifici, avevo l'edificio 2 piani, la cantina, la soffitta, il salario davanti con la pergolata, i mattoni per il pozzo nero, per le galline, per il maiale, per l'asina, la lavanderia, per il fienile coperto. Cioè, se io penso a quello che avevo fuori e a un certo punto mi sono trovato a niente, diventa difficile, come dire, andare a raccontare anche alle nuove generazioni il travaglio che si è passato. Io l'ho superato, dico, ma
mi diventa doloroso le volte che mi viene raccontato che tocco con mano, no? Tipo quello che ha detto lei in Magazzino 18, che io vedo come queste masserizie ancora con i nomi, gente che non ha mai ritirato, che è andata a finire in Australia, che è morta in Argentina, in Uruguay, in Canada. Io ho parenti in Canada, io ho parenti nel New Jersey, nel New York, in Belgio, a Mantova, a Padova, a Vicenza, cioè sparpagliati, perché io, nella mia situazione particolare che non ho finito la mia famiglia, da parte di mio padre, da parte di mia madre, che erano più o meno 8 fratelli viventi, più o meno, perché molti avevano una mortalità precoce e quindi nascevano morti oppure morivano nei primi mesi di vita. Io ho oltre 40-50 primi cugini, cioè figli da parte di mia madre e quella. Da parte di mia madre dico solo un aneddoto, giusto per chiudere, che è un'espressione comunque dialettale che non tutti capiscono nel suo vero significato, che è un modo di dire che nel caso di mia madre aveva perfettamente giustificazione logica, i miei e i tuoi contro i nostri, che voleva significare i figli del mio matrimonio e i figli del tuo matrimonio contro i nostri figli. Nel caso specifico, mia madre è rimasta orfana 2 anni, è morta sua madre a nascituro, quindi lei è rimasta orfana 2 anni, e il padre, vedovo con 7 figli, ha sposato una vedova con 5 figli dello stesso cognome e ne ha fatti ancora 3. Ecco, ma cioè, questa è la storia, cioè, questo lo dico a casa mia, non è che dico che deve essere un esempio. C'era la televisione. Però mia madre, quando aveva 15 anni, veniva con il vaporetto da Pirano a Trieste e faceva la bambinaia, se così si può dire, al consolato giapponese che esisteva quella volta a Trieste, di cui la gente neanche non sa, che era in via da Trento Vecchio. Veniva in bicicletta da Sicciole a Santa Lucia, il tram Pirano, vaporetto a Trieste, lavorava un mese, incassava lo stipendio, quello che era, tornava a casa, dava i soldi al papà, si tratteneva i soldi per il biglietto di ritorno e dopo una settimana tornava l'altro mese, per dire mia madre. Non è che parlo, io parlo dei miei, no? Mio padre, che è nella foto là, che ha girato il mondo, è stato sempre grato alla Marina, ha fatto 80 mesi di Marina per la patria. Lui ha fatto servizio di leva 36 mesi, ha fatto la guerra d'Africa, ha fatto tutta la seconda guerra mondiale, figura nel suo libretto, io posso anche mostrare quello che dico, insomma, parlo sempre con dati certi. Sbandato il 13 settembre, non l'8 settembre, il famoso 8 settembre, perché lui era in Montenegro ed è andato verso Brindisi con nave, cioè con una barca di pescatori, ha attraversato l'Adriatico, si è consegnato al Maridepo di Brindisi e ha finito il servizio militare nel giugno del 46. Quindi una carriera, io non vi dico con quanto è andato in pensione quando ha avuto il primo infarto, il secondo ha salutato la vita. Cioè una cifra irrisoria, perché anche i Salvini contributi era quello che erano, insomma ha lavorato tutta la vita, però ha fatto 80 mesi di Marina per la patria, che oggi sfido insomma a trovare persone analoghe. E ha beccato tre medaglie d'argento di cui non aveva detto mai niente, che io ho scoperto dopo che è venuto a mancare. Grazie. Prego. Qual è la situazione oggi delle saline? Allora, le saline purtroppo sono dismesse, cioè fanno del sale per modo di dire, insomma, no? Nel senso che le saline sono state, io ho parlato, avevo un rapporto d'amicizia con l'invito ad andare al Museo delle Saline per 2 motivi, perché è quello che è rimasto sono 2 stabilimenti, insomma, che fanno così finta di fare sale, perché lì hanno voluto che andassero in rovina, anche perché la parte slovena, le autorità, quelli che comandavano, ritenevano che le saline fosse una testimonianza di italianità, sbagliando. Questo l'ho avuto dalla responsabile laureata a Lubiana, che vive a Portolose,
dell'attuale Museo delle Saline di Pirano e di Sicciole. Loro le hanno lasciate andare in abbandono, hanno fatto vandalismi, nonostante che fosse una zona particolarmente interessante anche dall'aspetto faunistico, e perché lì ci sono 200 specie di uccelli, cioè ha una cosa, una storia incredibile, le Saline di Sicciole, anche come contorno coda. Loro hanno ritenuto che fosse, sebbene avessero testimonianze fin dal 500, perché ci sono testimonianze della produzione di sale delle Saline di Sicciole dal 500. Teniamo presente, ma questo lo dico io, ma insomma nel libro in parte è spiegato, in parte no, lo sarà nel prossimo libro, era una produzione di sale unica del suo genere. Cioè, in Italia, cioè nel Mediterraneo ci sono 19 paesi che hanno saline, 200 stabilimenti più o meno. L'Adriatico era ricco perché abbiamo Santa Margherita, abbiamo in Sardegna, abbiamo a Trapani, però il sale di Pirano, di Sicciole, aveva un tipo particolare di produzione che era tipo a ciclo continuo, cioè non era per decantazione, l'acqua evapora, la salinità dell'acqua aumenta e sale cristallizza. C'era un ciclo continuo per cui l'acqua del mare aveva 6 passaggi in superficie, fino all'ultimo veniva, il sale andava sui 25-30%, per cui il sale cristallizzava e si raccoglieva a mano. Questo era, e l'acqua di scarto veniva gettata nei canali o nei fiumi e ne veniva messa della nuova. Questo però hanno voluto, secondo me, quindi adesso è rimasta una minima produzione. Ditemi con la tempistica che non vorrei andare oltre. Ci dobbiamo fermare. Ci dobbiamo fermare. Io vi ringrazio della vostra cortese attenzione. Vi dico una cosa, io ho lasciato qua a libera raccolta, ci sono del periodico della mia associazione Sui Dolce Cuore, io sono presidente anche a tempo perso dell'associazione cardiopatici Sui Dolce Cuore, che è l'ex onlus più vecchia della regione, una delle prime d'Italia, fondata nel 78, dove c'è un articolo che ho firmato anch'io modestamente, è una gita che abbiamo fatto in Istria a settembre dello scorso anno, e parlo delle località anche con cenni storici di Isola d'Istria, Umago e Grisignana. Quindi insomma, questo qua invece è un altro libro che chi ha piacere, che riguarda, è un libro fatto dal professor Gianfranco Sinagra, responsabile del Centro Cardiovascolare di Trieste, luminare della cardiologia italiana e non solo, che ve lo lascio in omaggio perché in omaggio io l'ho ricevuto. Nel caso che qualcuno fosse interessato al libro, me lo dica e gli diamo copia e via. Volevo dire solo una cosa prima di chiudere. Se qualcuno è interessato a vedere il video integrale, quello che abbiamo visto il trailer, lo trova nel modo più semplice, fai la foto su Google o qualsiasi motore di ricerca, che scrive Istria, come lì, ricordi, nobiltà, netta, internet, clicca lì, viene fuori l'icona del YouTube, clicca lì, si apre, vede, è 45 minuti di deve mettersi lì con calma, se quando ha voglia, e si vede, cioè, lo sviluppo delle poesie scritte nel libro, che riportate nel libro dell'amico Dino, abbinate alle località, con immagini delle località in cui vengono richiamate. Per cui questo può essere, da un punto di vista tecnico, un modo per accedere a questo filmato che è una bella visione, anche le voci avanti sempre diverse. Bene, ringraziamo per questa bellissima conferenza Domenico Bonifacio, Alessandro Toscani e l'amico Dino, ecco, che ha curato la parte tecnica. Io volevo dirvi che il 22 marzo prossimo, che è la giornata mondiale dell'acqua, noi come Circolo di Parigi di Ricerche Storiche facciamo il convegno biennale di ricerca storica, quindi dedicato naturalmente alle acque. Quindi il titolo è Le acque fra Piave e Livenza.
ecco, raccoglie tutto con temi vari all'interno. Sarà dalla mattina alle 9 fino verso le 5:30, 6 del pomeriggio, e avrete notizia naturalmente e anche il dettaglio dei lavori che verranno presentati, e poi a fine anno presenteremo gli atti del convegno puntuale. Ogni 2 anni noi facciamo così. Ecco, se volete il libro di Bonifacio è disponibile e ci sono i 2 anni.